Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Per iniziare, visto che vi sto già portando in giro in moto e vi faccio vedere dei panorami, vi chiedo di mettere un bel like al canale di Hildegarda del Marietto Veneziano e di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti. Bene, oggi vi voglio raccontare una nuova favola del vostro Marietto Veneziano e più precisamente quando il vostro Marietto Veneziano ha toccato o è entrato nel 125esimo gradino della Keter. E qui il vostro Marietto lo vediamo praticamente come si dice, a 15 anni, quando incontrava questo gruppo di personaggi alla buvette, no? Questi personaggi che il vostro Marietto non aveva ben inquadrato, non riusciva a capire che tipi erano. All'inizio il vostro Marietto, vi ho già detto in un'altra pillola, che pensava che fossero dei spazzacamini, e poi adagio ha cominciato a valutare tutte le opzioni, tipo gruppi esoterici, tipo ebrei, chi più ne ha e più ne mette. Ma diciamo che verso le ultime volte in cui li incontravo, a un certo punto hanno voluto farmi vedere chi ero nella vita prima e cosa gli avevo insegnato io a loro nella vita prima, no? Perché infatti loro mi vedevano come l'anima rincarnata del loro rabbi. E qui praticamente inizia il racconto. Praticamente noi, cioè loro mi avevano raccontato alcune cose e stavo andando via da loro, mi stavo congedando, quando loro mi raggiungono, erano 6 o 7, no? Mi raggiungono e volevano farmi vedere chi ero nella vita prima. E il vostro Marietto aveva 15 anni ed era un po' incuriosito. E come è successo? Eravamo più o meno all'uscita di queste buvette davanti praticamente alle scale mobili, in questo atrio di 8-9 metri, no? Di spazio. Si sono messi tutti in cerchio al vostro Marietto e gli ha detto di aspettare un attimino. Al che cosa è successo? Il vostro Marietto e loro si sono praticamente catapultati in una dimensione tutta luminosa in cui il vostro Marietto ha sentito delle vibrazioni bellissime. Erano paradisiache e non aveva mai provato una cosa del genere. Al che quello che nel gruppo sembrava la persona più matura che comandava sugli 85 anni, il vostro Marietto l'ha visto come un bambino, cioè come se fosse stato suo figlio. E dicevo fra di me, quando ero in questa dimensione, ma come caspita è possibile che io sento questo signore come mio figlio, visto che io ho 15 anni e questo ne avrà 85. E in più tutti gli altri personaggi che erano in questo gruppo erano praticamente al cerchio, praticamente non distanti da noi, da questo stato spirituale, e lambivano praticamente questa luce luminosa. In quel momento lì il vostro Marietto ha pensato subito, io di qua non mi sposto. Ah no, io adesso che sono arrivato qua, tutto il resto effettivamente è come dicono loro, è proprio un grande bluff e questa è la realtà. Io di qua non vado più via. Però quando dicevo queste cose qua, a 15 anni, a un certo punto questa luce luminosa, questo stato spirituale, il 125esimo gradino, come chiamano loro, si è scemato e la situazione è tornata come prima. Al che il vostro Marietto li guarda e subito prende a palla al balzo. Sapete che il Marietto anche a 15 anni aveva sempre l'occhio zifurino pronto a mettersi nei pantaloni giusti e gli dice: sentite, io di qua non mi muovo più, ok, mi avete convinto, faccio il vostro capo. Loro mi guardano e mi dicono: ci dispiace, da noi ognuno si deve guadagnare la pagnotta, tu devi andare per la tua strada, ti abbiamo solamente fatto capire chi sei, però tu ti devi guadagnare le tue cose e questa cosa che ti stiamo dicendo si chiama Reshimot, cioè il ritorno a casa. Anche il vostro Marietto in quel momento lì era molto demoralizzato e demotivato, perché insomma aveva toccato con mano il 125esimo gradino spirituale dei cabalisti, aveva visto chi era stato nella vita prima praticamente, o nelle vite prime, e adesso gli stavano dicendo che era solamente un assaggio e si doveva guadagnare tutto da solo. Anche il vostro Marietto era molto deluso, quasi gli scappava da piangere, no? Voi immaginatevi quando tornate indietro da un viaggio bellissimo e insomma il cuore era un pochettino deluso. Ma cosa succede? Succede che praticamente questi qua mi congedano, questo gruppo qua mi congeda e mi dice praticamente di andarmene, proprio in male modo, proprio perché anche loro stavano piangendo, però sapevano che i cabalisti si devono fare e guadagnare tutto da solo. Anche il vostro Marietto se ne sta andando e uno di questo gruppo, uno di mezza età sui 50 anni,
chiama il vostro marietto e gli dice: senti, fermati, io ormai stavo prendendo la scala mobile, il tipo mi viene vicino e mi dice: sai, tu nella vita sarai un mostro. Io lo guardo, avevo 15 anni e dico: ma perché sarò un mostro? Cosa farò di male? Perché tutti ce l'avranno con te, tutti dovrai difendere, però dovrai fare delle cose molto dure. E io dico: ma perché tutti ce l'avranno con me? E lui mi dice: perché vorranno rubarti la CLI. E io dico: e cos'è sta CLI? E lui mi dice: la scodella. Allora il vostro marietto subito capisce al volo che è una scodella. E infatti pensa: adesso appena arrivo a casa cerco la scodella che vogliono rubarmi e cercherò di fare qualcosa per nasconderla. In altre parole, il vostro marietto ci resta male. Questo signore però gli dice una cosa: però nessuno potrà fare le cose che fai te se non ha dietro la Keter. E io dico, pensavo che fosse una sbarbatellina che mi veniva dietro, no? E io gli dico: ma cos'è sta Keter? E lui mi dice: la Keter sei tu. Oh, io ho pensato, questo mi sta dando dell'effeminato. E poi mi dice ancora: e chiunque ti toccherà conoscerà la Keter nera. E io ho detto: ma qui c'è anche una nera che praticamente mi vuole difendere, c'è mi sta dando dell'omosessuale e in più c'è una Keter nera che mi difende. Boh, morale della favola, poi io vado giù per le scale mobili e che ti incontro, come al solito incontro il mio ex padrone di casa e gli racconto la storia, ma questa è un'altra storia che vi racconterò nelle prossime pillole del vostro marietto. Quindi oggi avete capito come il vostro marietto per la prima volta ha incontrato la vetta spirituale del 125 gradino. È stata una cosa bellissima che mi è rimasta dentro e che come sapete non l'ho raccontato quasi mai a nessuno, quindi se stai vedendo il video sei uno dei pochi che ha sentito questa storia. Ok cari amici, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e spero che vi sia piaciuto anche il viaggio in moto che vi sto facendo vedere. Spero che vi possiate iscrivere al canale di Hildegard del Marietto Veneziano se non l'avete già fatto, di venirci a trovare sui gruppi Facebook e eventualmente anche di Telegram. Grazie amici e alla prossima, ciao!